Buonasera Antonio Rizzo, inviato speciale MEC TV. Questa sera vediamo se ci dà l'onore di riceverci il comandante della nave. Vediamo. Comandante, buonasera, la ringraziamo della sua disponibilità nell'aver accettato questa nostra richiesta di questa piccola intervista. Le vorrei dire solamente una cosa: le domande sono divise in due gruppi, ci sono le buone e le cattive. Con le buone le abbiamo fatte noi, le cattive ci siamo affidati al signor Rotella, quindi se ha qualcosa da dire magari se la prende direttamente con lui. Buonasera, sì, buonasera, è un piacere avervi qui, quindi no, sia domande cattive o buone, tanto più cattivi di tanto non potete essere, perché tutto sommato siete brava gente, quindi non ho timore, prosegua pure, vada avanti. La ringrazio. Allora, comandante, siamo giunti alla fine della prima campagna addestrativa del quinto corso allievi marescialli. I risultati raggiunti sia nell'addestramento sia nell'ambientamento di questi futuri marescialli rispecchiano in qualche modo gli obiettivi da lei prefissati in precedenza? Beh, innanzitutto non è ancora conclusa, si concluderà domani mattinata presto, ci auguriamo, quindi gli obiettivi non è che siano prefissati da me, sono prefissati dalle scuole, dallo Stato Maggiore. Però mi sembra che in linea generale, per quanto possibile, in un periodo così breve, gli obiettivi sì siano stati raggiunti. Io mi rendo conto, io stesso, ripeto, dopo tanti anni in marina, sicuramente magari non molti trascorsi sulle navi, di aver imparato molto in questi giorni. Quindi immagino che il gradiente di apprendimento degli allievi sia stato notevolmente superiore al mio, in quanto quali tabula rasa. Abbiamo avuto la possibilità in questo brevissimo periodo di avere un'escalation di apprendimento e di conoscenza notevole, quindi a me sembra, da come anche si muovono, da come adesso si muovono rispetto ai primi giorni, da come si esprimono, da come insomma si comportano, che l'obiettivo principale, anzi i due obiettivi principali, quello di sì apprendere la vita di bordo, conoscerne gli sviluppi quanto più possibile nei dettagli, ma anche creare coesione tra di loro, quindi spirito di corpo, che è fondamentalissimo per tutti noi per lavorare in maniera proficua, serena, eccetera, siano stati raggiunti. Quindi io ritengo di sì, non perché siamo a bordo di nave Veneto di cui sono il comandante, si sono comportati bene, ci siamo comportati bene noi e quindi i risultati dovrebbero venire un po' da soli. La ringrazio. E per quanto concerne invece il suo equipaggio, cioè, come la vede la situazione? No, la vedo bene, non ho avuto ancora occasione, ce l'avrò fra pochissime ore, l'occasione appunto di esprimermi nei loro confronti. No, l'equipaggio si è comportato molto bene in diverse situazioni, ovviamente ci sono le sbavature, ma le sbavature sono ragione di vita per tutti, dal primo all'ultimo e in qualsiasi circostanza, in qualsiasi organizzazione, però l'equipaggio sì, si è comportato molto bene. Io davvero non mi aspettavo in termini di educazione, in termini di professionalità, di lavoro fatto, di sacrifici richiesti, quindi no, nulla di che lamentarsi. Il mio solo auspicio davvero è che così avvenga anche nella prossima fase, che è una fase abbastanza delicata perché è un mondo un po' diverso, verso est, dove questa nave si porta presso un po' di problemi, quindi io mi auguro davvero che quello che è stato fatto nella prima fase in qualità di ultimo sforzo proprio di nave Vittorio Veneto e del suo equipaggio avvenga anche nella seconda fase, quindi questo sta a significare che ne sono io personalmente pienamente soddisfatto, mi auguro anche loro. Grazie chiaramente a nome di tutti quanti, comandante. E una parola che descriverebbe questi 40 giorni, questa prima campagna maresciale, una parola o un aggettivo? È nuova sicuramente, e questo è autobiografico, serena, perché mi è parsa, non solo le condizioni meteorologiche ci hanno aiutato perché abbiamo avuto quasi sempre bel tempo, ma serena in termini di fluidità, di spontaneità della cosa, nessuna particolare forzatura. Così mi viene così di primo acchitto definire questa campagna. In questi 40 giorni trascorsi c'è stato un evento che lei conserverà sicuramente del quale avrà un buon ricordo, comandante?
Beh, un evento sì, è abbastanza semplice di questi 40 giorni specificatamente perché, non so, ieri sera per esempio è stato un momento di trovarsi tutti, equipaggio, allievi, sul ponte di volo per il teatrino, simpatico, in effetti simpaticissimo, quindi è una cosa che si ricorderà. Quello che rimane sicuramente dentro invece sono i rapporti con la gente, con l'equipaggio, quello ormai si era già un po' instaurato in precedenza, però dopo tanti giorni passati proprio assieme, sempre e comunque, senza casa, senza famiglia, eccetera, quindi proprio assieme, beh, lì si creano le radici per dei ricordi che poi non scompaiono più. Chiaramente questo, vivendo 24 ore al giorno insieme, è normale che si creino questi tipi di rapporti. Comandante, una domanda che riguarda il Don Giuseppe. Anche se diciamo, questo ci preoccupa perché entrano nelle grazie del Nunzio Apostolico, quindi, ma nella prossima campagna riusciremo a portarcelo con noi o no? Ahimè, no. No, ci abbiamo provato, perché in effetti il Don, come lo chiamerei, Don Giuseppe, ormai è diventato parte integrante, sì, 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 per tante cose, per tante sue azioni, per quello che è, per quello che per noi rappresenta. Purtroppo questo non è possibile. Ho preso proprio stamattina che verrà un altro cappellano militare, un certo Don Claudio, che Don Giuseppe conosce in quanto hanno fatto il seminario, studiato assieme, pertanto insomma sicuramente andrà bene, nulla da dire, Don Giuseppe è preso dai suoi impegni a Venezia e questo non glieli nega nessuno, però un colpo di mano non mi sarebbe dispiaciuto, certo, e credo non sono l'unico. Comandante, Las Palmas, Malta, Casablanca, Barcellona, quale di questi porti per lei è stato il più interessante e sotto quale aspetto? Su Las Palmas perché mi vennero a trovare, per cui ero in dolce compagnia e sono stato molto bene. Devo dire una vacanza, a parte gli impegni di rappresentanza, poi sono riuscito anche a isolarmi, a stare un attimo da per me e in buona compagnia. Casablanca sicuramente, perché è stato montato così tanto i problemi, la tensione, i rischi, eccetera, che riuscire ad arrivarci, stare bene, non avere problemi per nessuno e insomma tutte queste cose hanno fatto sì che rimanga una bella impressione. Ovviamente Barcellona sì era divertente ma fugace, nel senso proprio estivo, vacanziero, quindi non rimarrà, almeno per quanto mi riguarda, essendoci già stato un ricordo particolare. Malta non certo un buon ricordo perché mi sarei aspettato molto di più, ne avevo sentito parlare e invece ho trovato, almeno mi è apparsa piuttosto decadente e quindi insomma no, io credo Casablanca per quegli aspetti e Las Palmas per quelli personali. Comandante, riguardo al richiamo che fece un po' di tempo fa in pubblica assemblea, per quanto riguarda le relazioni pubbliche durante i ricevimenti, è vero che lei intendeva dire di intrattenere gli ospiti di sesso maschile perché alle donne ci avrebbe pensato lei? No, le dirò di più, alle belle donne ci avrei pensato io, non alle donne in generale che mi sembra piuttosto dozzinale. No, non era proprio così. Certo, le belle donne nei ricevimenti attraggono molto. Insomma, io internamente mi sento ancora giovane, però purtroppo esteriormente le cose un po' tradiscono. No, non intendevo questo. È ovvio che chi ha le possibilità intrattenga le belle donne o le donne e avrà assolutamente il mio plauso. Io parlavo più in generale, cioè come ospiti. Poi è ovvio che c'è il più fortunato e il meno fortunato, è come sedersi in due differenti scompartimenti sul treno, insomma. Ci si può trovare, che ne so, Don Giuseppe oppure ci si può trovare magari una bella ragazza e lì sta la fortuna, al biglietto, alla prenotazione, sì. Però si è dimenticato una domanda, qual era l'evento più brutto o che ricorderò, che io insomma che mi è rimasto un po' impresso perché non gradito. E ce l'ho ben chiaro,
un evento che per fortuna poi si è tutto esaurito in un buon risultato positivo e nessuna preoccupazione discendente, però il dover andare a salutare il sottocapo Cavallo quando abbiamo dovuto trasferirlo con l'elicottero perché aveva qualche problemino che poi è stato risolto con un'operazione chirurgica nottetempo, beh sì, lì mi ha fatto dispiacere, anche perché lui non solo preoccupato per quello che avesse, ma non voleva lasciarci e lì non lo so, sapevo di fare del bene mandandolo via, ben consigliato dalla dottoressa, dalla comandante di seconda, però insomma un momento un po' così, di disagio e anche un po' di preoccupazione allora, quindi ecco, questo è il peggiore momento. Ecco. Comandante, questo è tutto, la ringrazio di averci concesso un po' del suo tempo, sappiamo molto prezioso. No, è pieno tempo, ci sono dei momenti anche di relax a bordo anche per me, ci sono dei momenti di quei famosi attività a cura dei capi reparto, capi componente, essendo io capo reparto e capo componente me la gestisco, quindi no, io ringrazio invece voi che avete fatto un gran lavoro, un lavoro che spero verrà divulgato quantomeno nell'ambito delle persone, dell'equipaggio, degli allievi eccetera, quindi con riproduzioni perché sono momenti belli, vi ho sempre seguito quando siete andati in onda la sera e, insomma momenti simpatici, anche veri, un buon ricordo, vi assicuro che per la mia esperienza questi lavori poi non vanno a finire in un cassetto perché finché almeno non si tedia tutti gli amici, tutti i parenti e tutti quanti che la gente poi non ne può più, quindi questo proprio avvalora il fatto che il lavoro che voi avete fatto è utile, è bello, è un grandissimo ricordo per noi, quindi grazie davvero a voi, ai vostri sforzi, alla vostra pazienza, i montaggi eccetera, che ripeto a vederli sembra una sciocchezza, però c'è da perderci del tempo, da una parte evidentemente il tempo ce l'avete, ma su questa nave insomma in certi momenti della navigazione, visto che ha delle limitazioni operative ben chiare, visto che c'è, meglio impiegarlo per cose buone che a perdita di tempo a fare altro. Quindi grazie e complimenti ancora per la vostra professionalità, simpatia e pazienza. Comandante, come detto prima ci lusinga moltissimo, la ringraziamo di nuovo a nome mio e di tutta la troupe di Mech TV. Arrivederci. Grazie a voi, grazie.